Signore e signori, autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni, graditi ospiti qui convenuti, vi giunga il più cordiale benvenuto da parte dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto, che nella ricorrenza del 2 giugno, festa della Repubblica, oggi 75° anniversario, si compie in una cornice di evidente particolarità, dovuta all'articolato scenario generato dall'emergenza sanitaria per la diffusione del coronavirus, che ci si augura possa concludersi quanto prima. La cerimonia avrà inizio con il solenne alzabandiera, proseguirà con la resa degli onori ai caduti e si concluderà con il saluto ufficiale reso dal sindaco della città di Vittorio Veneto, dottor Antonio Miatto. Sono già presenti in piazza il medagliere del nastro azzurro, le rappresentanze delle autorità locali e le associazioni combattentistiche d'arma con labari, vessilli e gagliardetti. È presente il labaro nazionale dell'Associazione Cavalieri di Vittorio Veneto e il labaro dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci. È presente il gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorato di medaglia d'oro al valor militare, di croce al merito di guerra e croce d'oro al merito dell'esercito. Ha ora luogo la cerimonia dell'alzabandiera. Alzabandiera! Vengono resi gli onori ai caduti con l'omaggio alla corona deposta al monumento da parte del sindaco di Vittorio Veneto, dell'autorità militare e dal rappresentante della consulta delle associazioni combattentistiche d'arma di Vittorio Veneto. Onore ai caduti!
viene data lettura del messaggio che il Presidente della Repubblica ha inviato ai prefetti in occasione della ricorrenza. Cari prefetti, nel 75° anniversario della fondazione della Repubblica, desidero rivolgere il mio grato saluto a ciascuno di voi e, per il vostro tramite, a tutti coloro che svolgono pubbliche funzioni nelle diverse realtà territoriali. La comunità nazionale, che intraprende il delicato percorso verso il definitivo superamento del periodo emergenziale, celebra quest'anno la ricorrenza del 2 giugno nel segno dell'impegno collettivo per il rilancio del Paese e della ricerca di nuove prospettive di sviluppo e modernizzazione. Nei mesi scorsi, contrassegnati dalle complesse sfide della pandemia, la sinergia tra le istituzioni, di cui i prefetti e gli amministratori locali sono stati attivi promotori, è stata un punto di forza essenziale per arginare la recrudescenza del contagio e assicurare la tenuta della coesione sociale. Se ora possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro, è soprattutto grazie alla ricchezza di risorse che il Paese ha saputo trovare o riscoprire e all'apporto unitario che ciascuno, non senza sacrificio, ha offerto. La mia gratitudine va a ciascun cittadino che, con il proprio senso civico e il rispetto delle regole, ha dato il suo personale contributo alla lotta contro il virus. Il mio pensiero, in particolare, è per gli anziani e i giovani, radici e futuro della nazione, che hanno subito in modo rilevante nei propri percorsi di vita l'impatto della crisi. Nella festa della Repubblica, il nostro commosso omaggio va a coloro che, ancora in molti, sono stati colpiti dal contagio e hanno perso la vita, con un carico di sofferenza che appartiene a tutta la collettività. Della comune tensione alla ripresa sono indice, in particolare, gli sforzi profusi sul territorio per assicurare efficienza alla campagna vaccinale, un ritorno a condizioni di normalità in ambito scolastico e il graduale riavvio di tutte le attività economiche, sociali, culturali. Il Paese è ora di fronte ad un'opportunità di ampio respiro, grazie anche alle pianificazioni e agli investimenti a livello europeo. In questa delicata fase, cruciale è il ruolo svolto dai prefetti e da quanti esercitano una funzione pubblica, chiamati a sostenere le iniziative promosse per la ripartenza, il cui buon esito dipenderà dal contributo di tutti e dalla complessiva capacità di fare rete delle componenti istituzionali e della società civile. Nell'anno in cui celebriamo anche il 160° anniversario dell'Unità d'Italia, merita di essere richiamata la prima vocazione del prefetto, quella di rendere prossimo alle singole comunità lo Stato, che viene rappresentato, reso presente nel contesto locale. È un compito di altissima responsabilità, che svolgete a favore dell'unità e della coesione, e che vi rende interpreti attenti delle istanze territoriali, nonché qualificati interlocutori del sistema delle autonomie e dei cittadini. Con l'auspicio che la festa della Repubblica possa essere l'occasione di una rinnovata riflessione sui valori di libertà, uguaglianza e democrazia alla base della scelta repubblicana e della Carta Costituzionale, punto di sicuro orientamento anche nell'attuale passaggio storico, rivolgo a voi prefetti e a tutte le istituzioni locali i più sentiti auguri di buon lavoro. Roma, 1 giugno 2021. Parti, lei, poco!
Il sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, porge il saluto alle autorità e a tutti i convenuti. Buongiorno. Rivolgo oggi a tutti i presenti un caloroso saluto a nome mio e dell'amministrazione comunale per questa 75esima festa della Repubblica. Naturalmente il saluto lo intendo esteso a tutti i miei concittadini, ai rappresentanti delle istituzioni presenti o forzatamente assenti, ai rappresentanti delle associazioni d'arma cittadine, ai rappresentanti delle forze civili oggi qui rappresentate, che hanno combattuto e stanno uscendo vittoriose dalla battaglia che abbiamo dovuto sostenere nell'ultimo anno. Un caloroso saluto alle forze armate e alle forze dell'ordine qui presenti, ai quali va la nostra gratitudine per il loro impegno e il lavoro a servizio della sicurezza di tutta la comunità. Il saluto è rivolto anche a tutti coloro che mi accompagnano in questa tornata amministrativa, sia di maggioranza che di minoranza, col voto di vederli sempre tesi nei rispettivi ruoli a operare costruttivamente per il bene della nostra Vittorio Veneto. Un saluto va anche ai nostri dipendenti comunali, alle loro famiglie e ai loro dirigenti, ai quali abbiamo chiesto molto più del dovuto in quest'ultimo anno e dai quali ci aspettiamo che continuino a stringere i denti fino a portarci fuori da questo lungo periodo amministrativamente anomalo e solo apparentemente irrispettoso delle istanze dei nostri cittadini, faticosamente esaudite nelle more di regole comportamentali pesanti ma inevitabili. Un particolare saluto va ai nostri cittadini insigniti quest'anno del Cavalierato all'Ordine del Merito della Repubblica, che sono qui presenti, che prego facciano un passo avanti. Li ringrazio per la presenza. Il 2 e 3 giugno del 1946 gli italiani furono chiamati a votare tramite referendum istituzionale quale forma di Stato dare al Paese appena uscito dalla Seconda Guerra Mondiale. Il risultato alla fine fu favorevole alla Repubblica e fu la prima votazione a suffragio universale indetta in Italia. La prima celebrazione della festa della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno del 1947 e il 2 giugno fu definitivamente dichiarato festa nazionale nel 1949. E noi manteniamo anche quest'anno la memoria di quanto avvenne nell'Italia ancora scossa di quel dopoguerra. Per questo siamo ancora una volta qua in piazza a celebrare la bontà di quell'evento, in grado di emancipare il nostro Stato con la migliore possibile delle forme di governo. La Repubblica, seppur connotata dalle caratteristiche proprie dei secoli di allora, era già patrimonio del Veneto libero e indipendente, e ciò da tempi immemorabili, e la riavemmo così dopo 248 anni di sospensione. Vediamo ora di non abusarne e di conservarla nel migliore dei modi. Anche la forma repubblicana, come ogni altra forma di umana organizzazione, non resiste nel tempo se non la sicura e se non la si adatta alle contingenze nuove che derivano dalla continua maturazione delle istanze e delle evidenze. Noi veneti ci siamo espressi con un ulteriore referendum che ha sancito incontrovertibilmente la nostra volontà di avere l'autonomia differenziata già prevista dalla nostra Carta Costituzionale. Io credo fermamente che l'autonomia che richiediamo non sia la negazione dello Stato Italia, ma il primo passo per dare a un popolo italiano il modo migliore per esprimersi e progredire contando in primo luogo sulle proprie forze. E solo questo passaggio sarà in grado di riattizzare il fuoco della tensione comune verso il meglio, e questo soprattutto a beneficio delle generazioni future. Con l'autonomia usciremo di casa e ci guarderemo negli occhi, sapendo che ciascuno è responsabile per sé e per chi ha di fronte, nella condivisione di una partita per la vita che non ammetterà deroghe, furberie o colpi bassi, come percepiamo essere oggi la realtà dell'amministrazione totalmente centralizzata. Posto come valore assoluto la forma repubblicana e posta come ricchezza culturale l'unità del Paese Italia, non possiamo più fare a meno dell'invocata autonomia amministrativa per la nostra regione, pena il perpetuarsi irrimediabile del decadimento economico che ormai ci ha portato sull'orlo del baratro.
Già da troppo tempo i nostri figli se ne vanno all'estero in cerca di fortuna e il fenomeno non solo non accenna ad arrestarsi, ma è sotto gli occhi di tutti che si sta accentuando. Vogliamo continuare così o proviamo ad efficientare il sistema? Ci abbiamo provato con un referendum civile e correttamente democratico. Ora ci aspettiamo che l'istanza ferma e forte uscita dalle urne abbia il naturale seguito. Una Repubblica forte e al passo coi tempi la riavremo con questa riforma. Contrariamente non riusciremo nemmeno a pagare gli interessi sul debito pubblico prodotto da decenni di incuria amministrativa, che è la dimostrazione lampante dell'inadeguatezza del metodo fino ad oggi usato e che non ci appartiene. Solo la responsabilizzazione diretta e forte dei vari comparti territoriali saprà ottimizzare la potenzialità, perché questa responsabilità sarà direttamente valutata dai cittadini amministrati da vicino. Teniamoci cara questa Repubblica e facciamoci forza per rinnovarla secondo la volontà libera dei cittadini, che sono gli unici depositari di quello che dovrebbe essere il libero diritto di scegliere. Viva la Repubblica, viva il Veneto autonomo e viva Vittorio Veneto! Signore, signori, gentili ospiti, si conclude la cerimonia ufficiale per la celebrazione della ricorrenza del 2 giugno, oggi 75° anniversario della festa della Repubblica Italiana. A nome dell'amministrazione comunale si ringraziano quanti hanno partecipato e collaborato fattivamente all'odierna celebrazione. Vi auguriamo un buon rientro e vi diamo appuntamento al 2 giugno 2022, che ci auguriamo si possa celebrare con la solennità che gli è dovuta e con la gioia di una ricostituita buona salute fisica ed una rinvigorita coesione sociale. Arrivederci a tutti. Rompete le righe! Marcia!